Sono tre i consultori familiari presenti nel territorio coneglianese e raggruppano 28 comuni che gravitano attorno a Conegliano. Negli ultimi anni, secondo le direttive della Regione Veneto, il lavoro si è organizzato per rispondere ai bisogni delle nuove famiglie, strutture articolate e variegate che hanno necessità ormai differenti rispetto ad anni fa. I progetti in linea con la guida regionale sostengono la genitorialità e la coppia in crisi. Altre aree sono dedicate invece ai giovani con progetti di prevenzione nelle scuole. Noi collaboriamo con tutti gli istituti scolastici del territorio per iniziative legate all'educazione e all'affettività e all'interno di questo e col Dipartimento Prevenzione anche dell'azienda. Da alcuni anni lo estendiamo a tutti i 28 comuni. Il consultorio eroga attività di consulenza, di informazione e di assistenza, nel caso c'è bisogno, al singolo, alla coppia, all'intero nucleo familiare, con i professionisti che sono presenti, che sono il ginecologo, lo psicologo, l'assistente sociale, la consulenza legale, abbiamo l'ostetrica per le assistenze in puerperio, abbiamo un mediatore culturale per gli stranieri che accedono, con i quali abbiamo difficoltà, e uno psicopedagogista. E il successo è garantito. Aumentano infatti ogni anno le richieste di assistenza e sostegno a carico dei consultori coneglianesi. Noi misuriamo, come dire, il gradimento delle prestazioni e del servizio, l'efficacia del servizio che eroghiamo anche dalle nuove richieste. Noi abbiamo un 50% di nuove richieste ogni anno, quindi questo ci crea anche qualche problema, se dobbiamo essere sinceri, però dà segno che evidentemente è stato mirato, è stato individuato in modo azzeccato rispetto al bisogno della popolazione questo modello di risposta.